Sembra un bambino scemo che si diverte ma non fa divertire nessuno. Quando fa i personaggi è ridicolo e quando fa i monologhi non dice nulla. E anche quel poco che dice lo dice male. Niente a che vedere con i veri comici, più che miracolato, mi sembra un gran raccomandato. Queste le parole di Criceto Libero 77 a descrivere il nostro ospite di oggi. E con noi qui al Comedy Village, Max Angioni! Accomodati Max. Buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao Pietro. Ciao caro, per tranquillizzare la tua compagna non sono, sono parole che ha usato Naters queste nei confronti Sono tue, sono di parole Max. tue. No, sei infatti un rispetto a tutti gli altri, siccome ho sempre fatto questo giochino, in questo caso sono d'accordo con le parole di Naters. Ma ogni punto di vista è interessante. Sì, io infatti, nello spettacolo faccio un pezzo in cui parlo leggo i commenti degli haters. Sì. Che sono molto divertenti. Sono molto divertenti, sì, dipende, sono vari, sono argomentati, questo è l'interessante. Figo, molto figo. Sì. Sono più commenti in uno, ma insomma abbiamo cercato di mettere... Beh, la media è quella comunque. Hai concluso il tour? Sì, ho concluso il tour. Quante date hai fatto? 147. 147? Non tengo il conto, in un anno e mezzo. In un anno e mezzo 147. Sì. Quanto è stressante andare in giro? È noioso. Giorno a Latina, un giorno in Sardegna, un giorno a Milano. È molto, molto noioso perché sei treno, taxi, albergo, un posto dove fai camerino, palco, quindi vedi persone. Ciao! Finisce non taxi, casa. Quindi però la svolta è comprare la Switch. Non so se si può dire, la Nintendo Switch guarda, ti risolleva la vita, è incredibile. Dillo perché in questo momento non ci sponsorizza, ma chissà, in chi futuro, lo sa, magari. La Nintendo Senti, ma quando è pazzesca. Quando sei in giro in 1000 posti diversi, sì. hai voglia di fermarti in un posto, dici io basta, non mi muovo più, non faccio più spettacolo, voglio stare qui per tutta la mia vita. Ma allora, posti così non è che ti capi, perché poi non vedendo posti così belli, posti così belli, mi sono spiegato male. Cioè la fatica di fare un tour, no, ti porta anche a pensare in alcune date, io voglio solo tornare a casa e stare lì fermo e non muovervi. Adesso sento il bisogno di eremita, di fermarmi. Ma tu sai che c'è un modo per stare sempre nello stesso posto quando non lo sai? No, cioè spiegami bene questa cosa, per favore. Allora, la prossima volta che sarai in tour sì, e avrai voglia di sentirti o ad avere l'illusione di sentirti sempre nello stesso posto, ok, basta cliccare sul link in descrizione e abbonarti a NordVPN. Ma è così semplice che ti dà la possibilità basta fare di sentirti, anche solo di sentirti sempre nello stesso posto con il tuo EP personalizzato. È quello che sento il bisogno del mio EP personalizzato. Quello è il tuo quando non sono a casa. Lo voglio solo io. Che rapporto hai con i porno? Beh, visto che c'è qui la mia fidanzata, non li guardo da ormai 3 anni. Allora, devo dire che in adolescenza molto presenti e adesso non mi entusiasmano più. Perché io sono affezionato agli autori, ti dà più Lisa piacere Eleazaro Rossi. Ma alle volte sì. La tua vita è stata colmata da Eleazaro Rossi. E dalle sue disavventure, sì, assolutamente. Siete una coppia ben assortita. Siamo degli amanti in realtà. Lui ha una mentalità incredibile. Ha fatto saltare degli accordi perché aveva... no, non dico queste cose di Eleazaro. Salutiamo Eleazaro Rossi. Sandro, non posso dire certe cose di Eleazaro. Beh, è particolare. Però abbiamo lasciato il sapore. Un po' del diciamo dubbio. che allora un giorno lui ha avuto una disavventura familiare e da quel giorno abbiamo perso i contatti con un locale completamente. Perché è andata così. Non posso raccontarla questa cosa, quindi ho sbagliato neanche a... Sai quando dici una cosa e ti penti? È appena successo. Guarda. Mi spiace ragazzi. Guarda È andata così, vabbè. Dai. Facciamo un passo indietro. Italia's Got Talent dell'anno
2021? 2021. 2021. Sì, In 2000 quello stesso periodo, fatta nel 2020, registrata nel 2020. registrate nel 2020, Sì. quindi nel 2020, allora noi ci siamo conosciuti con Max nel 2020, ci siamo Sì. conosciuti su Zoom, Yes. perché a un certo punto Max Angioni si iscrive a un mio workshop, Esatto. pacchetto di 5 lezioni, tra la quarta e la quinta lezione Maxi mi chiama e mi dice: io alla quinta lezione non potrò esserci perché quel giorno lì sarò a registrare Italia's Got Talent, quindi mi spiace Pietro, guarda, mi raccomando non lo dire a nessuno, quindi io faccio il tonto con gli altri partecipanti al corso, dico Max non c'è. Max fa Italia's Got Talent, arriva secondo, Sì. perde la possibilità di arricchirsi così, ma ha recuperato, 100.000 euro. ha recuperato tantissimo. Penso che l'altro sarebbe voluto arrivare secondo e avere la tua stessa carriera. Beh, sì, Avrebbe- chiaramente avrebbe fatto si è cambio perso, però è andata tranquillamente, bene, però no? è arrivato secondo. Sì, sì, È sì. arrivato secondo a Italia's Got Talent, e questo perché ha fatto solo 4 lezioni e gli mancava la quinta. Se no- Incredibile. Bastava quella. Oh, bastava tanto così. Tanto così, sì, cazzo, avresti vinto della Got Talent. No, è stato abbastanza figo vedere Max che faceva il workshop insieme ad Alessio Fusco. Alessio Fusco. Grande, Alessio Fusco, questa è l'unica volta che hai citato il tuo nome su Comedy Central, è un appuntamento importante per la tua vita, Alessio Fusco. Infatti si sono abbracciati come... Ma sì, perché è e nel stato- frattempo... ma nel Covid, Max- questo workshop, Max è diventato Max Angioni, Alessio Fusco. qualche mese, date qualche Non mese è ad diventato Alessio. Max Angioni, cioè nel senso sei rimasto Sei- Alessio Fusco. Sì, fare un'operazione. Adesso la gente sentirà Alessio Fusco, andrà a cercare ma che cazzo è sto Alessio Fusco. Età. È stato particolare quel momento perché Max partecipava al workshop e aveva tipo 1019 follower, una cosa del genere. 994. Ce n'aveva più Alessio Pure io Fusco. ce n'avevo, Ce n'aveva tipo- più Alessio Fusco. Posso dire meritatissimi, tra l'altro. Meritatissimi. Sono A stati. un certo punto Max Angioni esplode. Tant'è mi ricordo, ho parlato con un'agenzia in quel periodo che mi ha detto: "Sì, no, tutto bene, ma anche le cose fai va bene. Ma perché hai così pochi follower? Cioè, questo follower questo è un metro di giudizio, certo. capito? Però è erroneo, è sbagliato. È La stessa agenzia strano. che poi ti ha chiamato, beh abbiamo visto... Ehi, ma ciao! No, non ci poi- importa il numero dei tuoi follower. Ehi! Ma poi in realtà quell'agenzia tipo non c'è più, credo, non lo so. Che succede in quel momento lì nella tua vita? E allora, quando registro Italia's Got Talent, niente. E tipo lo registro a settembre. A febbraio va in onda. E in quel giorno mi ricordo quella notte in cui va in onda tipo il martedì su TV8 tipo. E passo in una notte da 900 a 5000. Cosa vuol dire questa cosa? Non è che solo per avere un numero, per far capire che dal giorno dopo io da tizio normale che passa diventavo: "Oh, mica, tu sei quello delle barzellette di Gesù su X Factor". Perfetto, sono io. No, mica mi fai pisciare. Ok, wow, grazie. I pezzi su Gesù fanno questo effetto. Ah, sono- sì, quello. E cosa cambia? Cambia che un pochino ti riconosce la gente, la gente vede un attimino quello che fa. Poi quel pezzo lì, in quel momento non me ne sono accorto, però era anche diventato virale. Cioè, quindi c'era sì, la viralità, c'era esploso in qualche modo. E secondo me non era esploso solo per il pezzo, ma era esploso perché se tu guardi i video di Italia's Got Talent su YouTube, sono dei piccoli film narrativamente. Cioè, i provini sono Rocky. Entra un tizio che nessuno sa chi è, Matano dice: "Chi sei? Cosa fai?" Che cazzo? Uno dice: "Ah, io faccio il giocoliere con l'ano." Ah, Stavo dicendo con il culo. ah, vediamo. Pazzesco. Sì, Bastiani dice: questa cosa è importante, fare il giocoliere con l'ano. E lo fai e il pubblico impazzisce, e quindi veramente fai il viaggio dell'eroe in 3 minuti, e quindi quel video lì diventa molto, molto virale. Tant'è che io live non lo faccio più quel pezzo, perché se la gente l'ha visto lì non riuscirà mai a essere forte come quella volta lì. E Quindi non si stupirà mai più, oltretutto. perché non, però la gente non scinde pezzo da situazione. Tant'è che io quel pezzo io avevo fatto già Zelig, è andato bene, ma non è È che esploso così. capito? Poi ritorni a Zelig, dove te la sei buttata. Torna a Zelig. Io ho fatto prima Zelig con Aquaman, un personaggio che non vi consiglio di andare a recuperare. No, non ve lo consiglio. E poi ho fatto questo, e poi sono andato a Zelig
Però sì, a Zelig poi su Canale 5 dopo, Zelig insomma, prima serata, facendo... Kevin Scanamanna, un personaggio, insomma, quindi lì sono passato da essere quello delle barzellette di Gesù X Factor a essere "Yeah, Kevin". Ah! Perfetto, grazie. Quando uno è stimato dal proprio pubblico Posso dire quello che mi hai detto nei camerini quando ci siamo rincontrati a Zelig? Sì, mi ricordo. Ok, quindi lo dico, Sì, sti sì, cazzi, sì. poi io ho fatto i provini a Zelig, quelle serate collettive di Quelle Zelig che serate in servivano a cui loro, insomma, per rifare il cast di quell'edizione lì. Ovviamente non avrei mai avuto speranze e non avrei partecipato a Zelig, ma era un modo per rivedere un po' di gente. Quella sì, serata eravamo io, tu, Vincenzo Comunale, che salutiamo. che salutiamo, ospite fisso al Comedy Village quest'anno. Non è tra noi, l'applauso a Non è Vincenzo tra Comunale, noi. facciamolo, insomma, Ciao, non è tra noi. Ciao Vincenzo, è stato bello. Grazie. E sono entrato nei camerini e Max mi ha detto: scusa Pietro, stasera faccio i personaggi. Sì, perché Perché? perché io ho fatto personaggi, cioè Aquaman, l'ho fatto per un'esigenza di mercato. Cioè, nel senso, quando l'ho fatto io nel 2018, tutti facevano monologhi, tutti facevano stand up, tutti. A Milano, Open Mic. A me quello che mi interessava era lavorare. E facendo tutti i monologhi, io ho detto, ma insomma in una serata, che capitava anche a me, serate in cui vedevo 6 monologhi di fila, bellissimi, bravissimi, però dopo un po' ti veniva un po', avevi il bisogno di un po' di niente. E io ho pensato, ma facciamo una roba, cioè se entra uno a petto nudo e urla, Aquaman, magari, cioè preso a sé fa cagare, perché preso a sé fa cagare. Però nell'ottica di una serata... Che bello che hai la difficoltà nel raccontarlo questo personaggio. Sì, perché però nell'ottica della serata può avere un senso per il pubblico. E allora i personaggi li ho fatti un po' per questo motivo qua, perché quando l'ho fatto, eccetera, poi ha funzionato e mi hanno iniziato a far lavorare. E poi un po' perché io sono un po' figlio di quel periodo lì, del 90, inizio 2000, eccetera, dove c'erano solo personaggi. Tant'è che Satiriesi è nata in contrasto a quello. solo personaggi. Tu vuoi parlare di... Cioè, quindi tu sei nato in contrasto a Satiriasi. Io sono in contrasto a Satiriasi, il villain di Satiriasi, il Thanos di Satiriasi. Tu sei l'antitesi di Filippo Giardina, praticamente. Abbiamo fatto Esatto, il giro ciao completo, Filippo, ok. salutiamo. Antitesi Anche lui Montanini. non c'è con noi. Esatto. E quindi quello. Oggi faresti ancora i personaggi? Oggi, sai, è un po' più strano perché con LOL, con il successo che ha avuto LOL, si è iniziato a pensare che ok, quindi comicità è monologhi, va bene, ma è anche la scorreggia, le cose di Frank Matano, sono anche altre cose, eccetera. Quindi adesso è un po' diverso rispetto al 2018, secondo me. Condividi? Ma come periodo storico dici? Sì, l'anno è Ma sicuramente guarda, diverso. io personalmente come periodo storico non lo trovavo nemmeno indicato il 2018 per fare ancora i personaggi. Ah, vabbè, io... ah, sì, Vabbè, beh. sti cazzi. Sì. No, Però... io penso che oggi non sia indicato per te fare personaggi, nel senso, penso che non sia più opportuno per te oggi fare personaggi, non che i personaggi oggi non si debbano fare. Io non ho particolare amore nei confronti dei personaggi in programmi comici perché ne abbiamo vissuto insomma una saturazione molto grande negli anni di cui parlavi prima. Tu hai fatto LOL, hai fatto soprattutto le Iene e tu alle Iene sei Max Angioni che parla, non sei il personaggio di qualcuno, sei tu che parli, quindi secondo me oggi fare un personaggio forse ti creerebbe problemi con la credibilità. Secondo me è sempre un discorso artistico, cioè uno fa questo mestiere qua, secondo me, perché pensa delle cose, prova delle cose e le vuole metabolizzare in qualche modo, le vuole... Salute. Le vuole cercare di trasformare in qualcos'altro. Quindi, insomma, non ha senso, ad esempio, mettermi a fare Kevin Scanamanna a Zelig perché devo fare il terzo anno Kevin, la gente si aspetta quello e lo faccio. Ha senso se io trovo una mia chiave sincera per portare ancora Kevin o un altro personaggio. Cioè, tutto, insomma, il problema vero è quanto si è sinceri con se stessi.
e quanto non si è invece piegati al lavoro, ad esempio. Quindi dipende, Tipo insomma. Aquaman. Tipo Aquaman, ora esce il 2 e io via a fare flessioni. Tipo Aquaman, in quel caso lì, no, in quel caso lì invece no, c'era bisogno di lavorare. Cioè, io devo guadagnare, punto. Quindi lì i discorsi Filosofici Poi lì, no, lì avevo anche un altro problema. Cioè io ho iniziato a provare a fare comicità nel 2014. Ho fatto open mic, eccetera, ma il gelo che io riuscivo a creare, ma veramente roba da C'è qualcuno che ha superpotere, condiviso i l'uomo primi open ghiaccio, mic con Max Angioni? Nessuno mi ha Un bel po' di visto. professionisti? Nessuno. Ok. Nessuno mi ha fatto gelo qua, tutti... No, nessuno ha condiviso con te Ah, scusa, sono in quegli Italia da open poco. mic, quegli Sì. open mic. Cioè, se c'era qualcuno presente a quegli open mic Evidentemente tra no. i colleghi professionisti, O se c'era se l'ha dimenticato perché... ha voluto E rimuoverlo. quindi no, da io noi. avevo un serio problema. Cioè io facevo teatro, eccetera, ed ero bravo in fare quella cosa lì. Provo a fare comicità, eccetera. E no, no. Cioè nei locali non è che si creava il silenzio di ascolto, si creava il rumore di quando le persone ricominciano a fare quello che stavano facendo prima di ascoltarti. Quindi vabbè, no, io ti dicevo che la cosa che... così. E quindi io dovevo in qualche modo capire come cercare di... e quindi quando ho fatto la prima volta Aquaman in quella serata in laboratorio a Zelig, io ho fatto un monologo e Aquaman. Il monologo è andato... sì, dopo 3 minuti, prima risata ho fatto... grazie, sono andato via. E invece dopo sono rientrato come Aquaman e sarà successo qualcosa. Era successo qualcosa. Demenziale o altro, però era successo. Io volevo quella roba lì. Quindi per tornare alla domanda, ha senso o no? Ha senso se tu artisticamente ti diverti a farlo, secondo me. Mi diverto? Boh, vediamo, insomma. Mi sembra, Ma solo io ho i brividi dopo questa frase? Sì, solo io. com'è Zelig? Cioè, com'è stata l'esperienza Zelig? Zelig nel 2018 e non più negli anni d'oro. Allora, io negli anni d'oro mai visto Zelig. Mai visto? No, visto, Ok. non mai vissuto. Ma io l'ho visto io. Zelig allora nel 2003-2004 era ogni volta una partita di Champions a livello di ascolti. Cioè, lo vedevano tutti. È arrivata a 8 milioni di Cioè, lo vedevano spettatori, 9 milioni. tutti. È una roba che ti cambiava veramente la vita a fare una puntata. Soprattutto gli autori del programma. Soprattutto gli autori, e lo sapete, avete L'ha fatto detto Federico, insomma, l'ha perfetto. dichiarato. Zelig è molto utile, è molto importante perché il processo è molto utile. Cioè quello che manca spesso negli open mic che ci sono in giro a Milano, ad esempio quelli che vedo io, è gente che sale sul palco, fa il pezzo, finisce la serata, ciao, ci vediamo alla prossima. E invece lì a Zelig ci sono persone, in questo caso c'è Bozzo di solito o altri che alla fine ti danno un minimo di feedback, condivisibile o meno, però ti fa un attimo... Questa cosa qui succede storicamente in tutti i laboratori di cabaret che ho frequentato io a partire dal 2003, succedeva prima, lo facevamo a Satiriasi prima della serata, dopo la serata, tra una serata e un'altra a distanza di giorni, ed è una cosa che nella stand-up si è persa. I cabarettisti rispetto a questo punto avevano una professionalità molte volte più sviluppata degli stand-up comedian, Sì. lavoravano molto di più. Poi il discorso della qualità di quello che portavano sul palco è soggettivo, si può valutare, ma c'era un approccio al lavoro molto più serio e molto più aperto al confronto con gli altri, almeno per quanto riguarda poi la mia di Che è esperienza. fondamentale, cioè quel momento in cui tutti a Zelig accade questo, finisce il laboratorio, chi non sa cos'è il laboratorio Zelig? Ok, lo sapete più. Aspetta, chi sa cos'è il laboratorio Zelig? Ok, quindi qualcuno lo sa. Comunque, cosa accade? Dopo queste serate, che sono fondamentalmente open mic, ma di gente che lo Sì, fa, professionisti tendenzialmente. alla fine ci si trova in camerino, tutti in cerchio, e c'è Bozzo o il direttore artistico del momento che è un autore che dice: allora, tu, questo bello, questo cattivo. Tu, questo bello, cattivo. E questo ti aiuta a capire cosa è andato bene e cosa è andato male. Poi, questo la cosa bella di questo mestiere è che lo si capisce abbastanza. Cioè, quando va una cosa bene lo capisci, quando va male lo capisci, e quindi è abbastanza anche meritocratica come cosa, secondo me.
il pubblico è chiaro. Però lì ti fa capire cosa migliorare, cosa... Quando non accade questa cosa, uno finisce l'open mic e dice ha la sua opinione, buona o cattiva che sia, magari uno anche pensa che è andata male, ma magari si sbaglia, che cazzo ne sai. E rimane così, ne fa il prossimo, fa quell'altro e non si sa se cresce o meno. Lì è utile questa cosa. Poi è utile, non so, portare delle idee abbozzate e nei laboratori provarle. E il fatto di provare non solo monologhi, ma anche entrate, gag, situazioni, ti dà l'opportunità per provare un ventaglio di cose e divertirti, un ventaglio di cose più ampio. Quindi, da quel punto di vista è importante. Poi il programma è invece sport estremo, perché lì, secondo me, cioè l'Arcimboldi, quello non è, ad esempio, io ho registrato anche Colorado. Colorado era più programma, ok? Colorado era studio, quindi a un certo punto a Colorado mi ricordo il pubblico arrivava lì alle 7. Alle 9:30 iniziava la puntata e dalle 7 alle 9:30 erano lì seduti senza mangiare, senza, quindi arrivavano non si potevano alzare. così. Fino alle 10:30 ancora reagivano, dopo il pubblico era fermo, quindi i comici uscivano. L'altro giorno sono andato, il traffico è incredibile, questa cosa. E tu lavori, fai il tuo pezzo di fronte al... Niente, anche tu hai fatto Colorado 2008. non so se era così la situazione. Non devi rivangare però gli errori del passato, cioè non c'è bisogno di infilare il dito nella piaga. No, e quindi sì, era così, ma soprattutto non ti puoi alzare durante la registrazione. Sembra tipo il Comedy Village, cioè non ti puoi alzare durante le registrazioni. La gente stava lì 4 ore è una tortura, alla fine ci odiava. una Infatti tortura. Il pubblico veniva una puntata, arrivavano ed erano entusiasti, che bello, manca le Iene. Sì. Quando registrano le Iene arrivano che sono tutti entusiasti, che bello, faccio il pubblico alla terza ora in piedi Iene. dicono ma dove sono finiti esattamente? Mamma. Invece Zelig è sport estremo perché tu provi le tue cose al laboratorio eccetera, vai lì, esci e c'hai 2500 persone che hanno pagato, che sono lì dalle 9 ma per vedere lo spettacolo, teatro oltretutto, un'altra cosa rispetto allo studio bellissimo televisivo, eccetera, e sei in faccia a 2500 persone che quando ridono senti la botta, quando c'è una mezza cosa che non entra senti proprio e non c'hai manco l'alibi di Colorado, dici vabbè sono stanco. No. E poi la cosa brutta è che quando tu esci, fai il pezzo, esci dal palco, hai un tavolo con tutti gli autori di Zelig che stanno guardando la puntata e che ti danno il feedback in diretta live. Quindi ci sono i comici che escono e fanno oh grande, no, minchia, bella. Quei comici che escono e loro parlano tra di loro. Dai, sì, e quindi tu fai come accade al Comedy Village. Però e poi l'altra cosa bella che fanno la puntata, registrano 2 volte. Fanno 2 volte, quindi prendono il meglio di tutte e quindi puntate. quello che, cioè Zelig, che è nato bene le 2 edizioni che hanno fatto, è perché comunque è un prodotto bello di per sé, cioè è uno spettacolo vero, la gente ride lì, capito? Non è sul risata vero finta o sono altro. d'accordo con te, è bello di per sé. No, ma quello è soggettivo ovviamente, sto scherzando, certo. ovviamente. No, Giancarlo Bozzo per te è stata una figura importante, oltretutto è stato ospite da noi alla Sì. seconda edizione a Pestum. Giancarlo è stato il Sì, confronto è storico, importante cioè, perché lui è la persona che ha detto allora il monologo, dopo il primo laboratorio, il monologo, sì, così Aquaman. non avevo dubbi. Spettacolare. È stato abbastanza chiaro anche Giancarlo nel confronto con Filippo Giardina al Comedy Village 2. Si sono ammazzati, cosa fa? No, si sono confrontati sulla comicità, i punti di vista, e infatti ognuno è stato fermo nei propri punti di vista, quindi si sono confrontati senza cambiare idea, come è giusto che sia molte volte. Un passaggio su invece quello che ti stai trovando a fare spessissimo, e cioè prestare il tuo volto alle pubblicità. Sì, perché se ne sono accorti, cazzo, ti vedono dappertutto, non glielo devi confermare. Sì, a me dispiace, dispiace, eccetera, però insomma a livello lavorativo è la parte più remunerativa quella. Quindi uno deve imparare a farlo. Se uno vuole fare il comico, secondo me, deve cercare di fare quelle così, perché non si può ignorare. Cosa hai pubblicizzato? Telepass, Poste, Esselunga, Woody, Oppo? Infinity, tanto Infinity. Come si chiama lo sgrassatore? Lo sgrassatore Fulcron. Oppo che cos'è? Questa arroganza non mi piace, primo perché come anche Oppo, brutto. Cos'è? No, sono dei cellulari. Sono dei cellulari. La marca di telefoni. Già questi sono un po' tante. Ho detto molti no,
Ok, detto molti no, infatti questa è la domanda successiva. Quanti no hai detto? A cosa hai detto no e perché hai detto no? Allora, ho detto no recentemente a una marca di cucine perché ho detto non posso, non posso fare, Già le cioè è pulisco troppo. le cucine, cioè non posso. No, ho detto è troppo, Ok, sono sovraesposto, cioè ho ok, detto ecco, sovraesposto e non ok, dico, cioè pagavano tanto, ho ok. detto no. Sarà la scelta giusta, sbagliata? Non lo so, scopriamolo. Quello ho detto no e basta. No, quello poi ha A quanto un'altra pare non cosa. pagavano così tanto. Ha un'altra cosa, però sì, è un discorso quello lì della sovraesposizione che può essere. Comici con più storici mi dicono, però sono importanti anche i no. Io dico, ok, però hai fatto 20 stagioni di Colorado, quindi ormai non è tanto classificabile. E quindi, boh, sto cercando di capire. Mi rendo conto che poi ecco, no, ditemi come vengo visto io che faccio continuamente Non è pubblicità. una seduta di terapia questa qua che devi raccogliere i feedback. Infatti non ho Eh, pagato. No, Neanche noi ti paghiamo, quindi insomma sì, sì, c'è infatti, quindi un livello di democrazia assoluta qui sì. al Comedy Village. Hai Cosa ho parlato di fatto? sovraesposizione, è un aspetto che temi? Ma non lo so, cioè, se tu avete visto il documentario su Woody Allen, non quello da adesso che mi sarebbe uscito, tempo fa è uscito un documentario su Woody Allen, dove a Woody Allen, negli anni 70, cos'era, i suoi manager dicevano fai tutto. E lui faceva tipo anche box con un canguro in televisione, cioè faceva di tutto, capito? E a Woody Allen. E quindi è un discorso che, boh, è strano. Cioè, dei comici più vecchi mi hanno detto, l'unico consiglio che mi hanno dato è fai tutto. Cioè, quindi forse mentre sei nel lavoro uno dice, ah, però questo è... Quando poi ti accorgi, guardi indietro e dici, no, no, fai tutto. Quindi io non credo di dar retta al 100% di fare tutto, eccetera, che poi non è neanche giusto. Dei no li dico non solo a questa cosa, ma anche a cose artistiche, eccetera. Però non lo sai, non so se è la scelta giusta. Prima mi dicevi che questa roba delle pubblicità ti ha allargato anche il target, cioè se prima il tuo target era fatto da Trentenni, trentenni, quarantenni, quarantenni, a un certo cinquantenni, adesso punto ci sono signore di 55, quasi 60 anni che gli dicono mandano la foto del cazzo oltretutto le sì, signore. faceva ridere, raga, vabbè. E fanno, ah no, ciao, mi fai un video per mia mamma? Dico, minchia, siamo al... Dove stiamo andando? Cioè, no, mi ricorda Ma Benito te li trovi anche nei live? Qualcuno sì. Live io persone fino a 60 anni, quasi 70. Sì, il range è abbastanza bambini, come il puzzle, da Ok. 0 a 99 Ma, anni. e questo condiziona il tuo E approccio questo, no, alla... questo condiziona, io ho un Non problema ti adesso. incazzare, non ti incazzare. Ah, ok. No, condiziona perché Siamo amici, vero? vero. Condiziona il fatto che io magari scrivo penso dei concetti su porno, su battute un po' così, un po' dark, eccetera. Poi arriva in platea e dico, ok, ci sono dei bambini, sì, quanti anni? 6 anni, dici, sono io che ho sbagliato o il prossimo spettacolo per chi lo devo scrivere? Per me? Bene. Poi mi arrivano bambini, cosa succede? Succede che si attaccano al cazzo. Cioè, Riesci a farlo? Cioè sì, riesci a se no, cioè switchare? uno come fa? Pietro, tu che scrivi spettacoli da molto più tempo di me, molto, molto più tempo di me, sei vecchio. E... Scherzo. Non gli posso dire manco niente perché sono in una posizione di sudditanza. Io questa del Comedy Village la chiamo la settimana dell'autostima per quanto mi riguarda. Cioè l'episodio Tra di l'altro, prima in cui ci hanno chiesto di fare una foto, ma a me mi hanno chiesto di farla e a te di essere nella foto mi ha è devastato, tosta, sappilo. è tosta. Tra l'altro, ho Bastardi notato la voi. somiglianza. Io ho appena visto poco fa Oppenheimer. Ieri mi hanno chiamato Pietro E que- Sparacini a un open mic. Vabbè, comunque il 99% del nome era giusto, non è che ti hanno chiamato Aldo Grasso. No, no, puoi rimanere, ma non lavorerai mai più.
Mai, punto. Senti, visto che io tutte le pubblicità Mi chiamavano tue che risata. ho visto, Sì. comunque mi hai sempre strappato la risata e ho sempre detto che coglione. Che coglione. Eh, Facciano culo. Ti posso chiedere di pubblicizzare delle cose qui al Comedy Village? Vediamo uno spot Sì, di 30 come secondi. farei, Come faresti? Cioè, ok. come pubblicizzeresti per esempio un nuovo assorbente interno? Cioè hanno inventato un nuovo assorbente interno con delle qualità straordinarie che altri assorbenti interni non hanno e scelgono come testimonial Max Angioni. Allora, Tipo il Comedy Village a Romagna, Family Village. perfetto, in quel caso uno cioè, non deve pensare a fare lo spot, a pensare a come posso vendere più assorbenti interni. Uno deve pensare come posso fare un video che la gente può condividere. Cioè il male proprio ti possiede oramai. Questo è Costanzo che ha l'asma. Salve Costanzo. Oggi. Non va niente puoi usare di questo video. Ma nulla proprio, perché da tutte le figure scegliere Costanzo è veramente di cattivo gusto. Ma stacchiamo questo microfono. No, devo dire, allora, quindi devi capire come fare un video che la gente può condividere. Quindi aspetti in comune. In questo caso farei tutte le volte che esce fuori il mio lato femminile. Quindi farei una serie di eventi, di cose che io faccio femminili. Ad esempio, non lo so, io che guardo, che ne so, i vestiti, faccio, io questo non me lo metto, non è in palette con il dietro. 1 minuto di cose così riempite. E tra queste certo che gli assorbenti ne fanno di tutti i tipi, quanti sono? Punto. Fine. Metti sotto il tag della cosa e questo video magari uno dice, ah è vero, tagga l'amico che si comporta in maniera femminile, tagga l'amica, e questo video l'azienda vede che fa un po' di visualizzazioni e dice, ok, il lavoro è stato fatto. Non è il male che si è impossessato di te, tu sei Io il sono male. il male. E il pubblico applaude, vedi? Anche la tua compagna. Mi suggerite una cosa che gli facciamo pubblicizzare a Max? NordVPN. NordVPN, che esattamente cosa fa? Che io non ho capito bene. Ok, è Allora, c'entra per col nord, scoprire- Norvegia, per Svezia, ok. No, VP NordVPN è... Ah, ma scusa, non ci interessa cosa fa. Perché tanto... Non ci interessa minimamente cosa fa. NordVPN, cosa Guarda, c'entra l'argomento allora, informatica? ti può tornare utile quando guardi porno, per Sì. tornare alla domanda, una delle domande iniziali, per non essere tracciato. Cioè immagina che a un certo punto qualcuno traccia il tuo traffico internet e tu cerchi il video porno che ti piace tanto dal titolo. Aspetta, ce l'ho. Nuru Massage. Attenzione. Applauso di 4 esperti. Allora, Ma la cultura Luca- non è per tutti. Luca Gennari fa fatica a ricordarsi il mio nome, ma sui porno è Grande. ferratissimo. porca Stima. puttana. Aveva una faccia così fino adesso. Nuru Massage no, vabbè. Ah! Andando più sullo specifico, Nuru Massage Asa Akira. Ma andiamo avanti. Asa può Akira andare- cos'è? Gigi D'Alessio è diventato qua adesso. Quindi ti tracciano a un certo punto, ti minacciano di pubblicare in rete i dati della tua frequentazione nel mondo porno. NordVPN invece, grazie a NordVPN tutto questo per esempio può essere assolutamente nascosto. Perché Fai un NordVPN minuto di alla Virtual Network Privacy. Fai un minuto di casi in cui rischi di Sempre un minuto fisso di casi in cui rischi. Un minuto, sì, un minuto. Perché però un minuto deve essere pieno di roba. Cioè un minuto di casi in cui rischi online, mail, questa mail, clicco, no vabbè questo amico lo sento da tanto, clicco, un minuto, e il primo caso deve arrivare dopo 3 secondi di video, perché la gente scrolla, se no fai un minuto, da quest'oggi avrò 50 visualizzazioni in meno o like in meno, in cui rischi di subire danni a livello online, e tra questi a un certo punto fai clicco, ma tanto NordVPN, che me ne frega, e via. NordVPN Lei non venderà un abbonamento in più, però questo. Guarda, 5 minuti 5 di domande dal pubblico. So che ci sono tante curiosità. Mattia Grossi. Mattia, ciao. Grossi. Considera che al Village abbiamo coniato Perché un si sta verbo, alzando Mattia Grossi? Mi vuole perché picchiare? viene qua per fare la ok. domanda. Viene qua per fare la domanda perché
soffre di mania di protagonismo. Ciao. Ciao. Allora, guarda, io è circa 1 anno e mezzo che faccio stand-up comedy e ho avuto l'onore di fare aperture a diversi artisti, a Pietro, altri artisti da stand-up, e parlo di questa cosa in famiglia, ai pranzi, e le mie zie mi dicono bravo che fai questa cosa delle risate, però Però che fai questa cosa delle risate. sì, sono un po'... Può essere un va. dentista Non volendo, capisco. cioè. Però mia cugina Gaia mi ha detto a me non mi frega niente di Gaia. questi No, perché? quando diventi amico di Max Angioni. Ok. Ora, al di là della... cioè, penso abbiamo poco tempo, almeno forse sarà stima reciproca entro stasera. Forse solo da parte mia, probabilmente. E... Pietro, ci puoi fare un video che saluta Gaia, per favore, perché sennò metto mi ammazza. Grazie. Deve essere tosto il Comedy Village per te, Te deve l'ho essere detto, è la tosto. settimana dell'autostima. Questa è una domanda pregnante. E non fa solo la domanda, fa pure la gag, il pezzo di merda, capito? Lo fa proprio. Aspetta, no, io stavo facendo un video in modo tale, in modo tale da poter salutare Gaia. Gaia, sei un'infame maledetta. Ciao Gaia. Ciao Gaia. Un altro che ha finito di fare stand-up comedy in Italia. Abbiamo inventato un verbo al Comedy Village che è grossettare, che viene da Mattia Grossi. Cazzarola. Perché Cos'è? La è voglia quando di... c'è un momento di vuoto in cui che può essere colmato da lui si infila. Ah, ok. Però Infilarsi sempre in un con medio domande, vuoto. sempre con domande, a parte questa, le altre erano domande interessanti. Ah, Infatti, ok, io vabbè. c'ho i traditori in È famiglia. grossettato. Francesco Gottuso. Francesco Gottuso, alza la Francesco mano, vieni- Gottuso. Francesco Gottuso, Francesco, vieni qua, ciao. Francesco Gottuso, che è il cosplay di Davide Di Meglio in realtà. Stessi pantaloni? In realtà avevo Stessi pure la pantaloni? stessa maglietta e le Stessa stesse maglietta? scarpe. Infatti per Un questo cosplayer. io mi sono ritrovato un po' in quello che hai detto. No, veramente. Prima volta al Comedy Village che sono serio. Ti volevo chiedere, una volta che hai raggiunto, diciamo, un po' più di fama, com'è cambiata il tuo impegno nella scrittura? Ok, Se- vado. ok. Registrato. Chiaramente più lavori, più cose da fare, tipo le Iene, eccetera, più devi scrivere. L'impegno è diventato più una responsabilità. E poi quando devi fare un monologo a settimana per le Iene, che è utilissima questa cosa, ti trovi ogni settimana a metterti lì a fare una cosa che io non pensavo di fare, cioè scrivere sull'attualità. Scrivere battute Scrivere. No, scrivere. Quindi tecnicamente io lo spettacolo l'avevo scritto, poi lo rimpolpo a ogni data metto le battute sull'attualità, quindi ogni replica scrivo delle cose nuove. Intanto cioè è cambiato, devo scrivere molto di più e per cose diverse, quindi sono in contatto con degli autori, però non riesco a scrivere, ad accettare solo cose degli autori perché non si riesce, cioè, magari ci fosse, boom, Adesso fai arriva. attualità, parli di politica tutte le settimane. Io ricordo al workshop Max aveva impostato un monologo sul nonno fascista, può essere? Nonno comunista o Nonno papà comunista e fascista? papà fascista. Sì. Salutiamo il papà di Max, Salutiamolo. e anche il nonno. Salutiamolo. Salutiamolo come si deve. E mi ricordo che tu mi dicesti: a me di politica non me ne è mai fregato un cazzo, non mi interessa di politica, non conosco la politica, e adesso Sì. ti ritrovi a Sì, fare attualità. l'attualità che poi anche... No, più che altro sai, il discorso della politica è che ho la sensazione di vedere una serie della quale hai perso le puntate. C'è un Beautiful infinito. Dici, vabbè, devi perché recuperare che se troppi ascolti un personaggi. discorso, magari puoi anche... Però, ad esempio, Salvini fa un discorso e dice Roma è sporca. Dici, vabbè, è un uomo che dice che Roma è sporca. Benissimo. Però se tu sai che Salvini diceva Roma, lo Stato di Pontida, tutto il resto, Padania libera, dici vabbè, ma sei, cioè, ok, oggi dice Roma è sporca perché
ti va di dire nome sporco, che cazzo è? Non ha senso quella cosa che dice. E neanche la cosa che ho detto io. Però Infatti stavo cercando di capire. autoironia aiuta sempre. E quindi molto di più. Collaboro con degli autori, ok? Collaboro con degli autori che però mi sono reso conto che l'80% del pezzo, l'85% del pezzo lo devo sempre scrivere io. Perché se no non riesco a dire, non mi piacciono le Ma cose, a sentirlo eccetera. banalmente, no? A sentirlo Sentirlo, tu, a farlo le tuo. cose proprio che succedono. Ed è un problema, perché non è così semplice trovare delle persone. Ad esempio, a me la cosa che ha aiutato di più è una cosa che abbiamo fatto continuamente l'anno scorso a Milano, che si chiama Maschi Bianchi Etero, questo laboratorio proprio, dove facevamo quello che penso si faceva a Satiriasi, cioè ogni mese con Sandro. Dove sei Sandro? Sandro È andato dentro lì che si stava masturbando. Sandro Ok, Cappai, Sandro Cappai. si va sempre con uno spritz, si masturba. Guarda, adesso mi odieranno i tecnici, mi diranno. Ha risposto Gaia. Ha risposto tu. Scusa, mi fai. Senti Gaia. No, vabbè, Allora, via, no, Gaia vabbè. è la cugina. No, Poi vabbè, vabbè. sistemiamo, raga. No, Dopo amo. Martufello e le domande dal No, pubblico, capite, si può fare vabbè. tutto. No, davvero. No, grazie davvero. Ah, c'è l'audio. No, vabbè. No, Mattia, ma io ti amo! Oddio, mi hai fatto felicissima, Mattia, grazie! No. Max, ti amo. Digli a Max che lo amo. Scusa Gaia, ma a me non mi ha inculato proprio di pezza. Non dico un ti amo, ma anche un ti voglio bene poteva andare bene. O un buonanotte. Questa è chiaramente una battuta che non capisco. Questo perché? Ehi! Attenzione. Era un inside joke, Attenzione. Era una citazione di un improv di Luca Ravenna di ieri sera. Max, io C'è una domanda lì, C'è No? una domanda. No, non c'è Non una alzato, domanda. vabbè, Io avrei tantissime altre domande da farti. Non è vero, ce lo dico sempre a Certo, tutti gli va ospiti detto. per far credere che insomma potremmo parlare per ore. È stato veramente un piacere averti qui. Piacere mio, grazie. Ti volevo chiedere una cortesia. Sì. La prossima azienda che ti chiamerà, con la quale tu non vorrai collaborare, Ok. il mio numero ce l'hai. Ok. Va Io bene. sono ancora in quella fase in cui accetto tutto. Prendi tutto. Tutto. Quindi Ok. se puoi contattare quelli delle cucine alle quali hai detto Sì, di no, va bene. Va io bene. ho un'ottima idea per uno spot televisivo. Max D'accordo. Angioni al Comedy Grazie. Village.